Ricordi, emozioni, soddisfazioni, amicizia sono i sentimenti vissuti a Santa Giustina per il 30° anniversario della famiglia ex emigranti Montepizzocco, 2 giornate intense che hanno avuto inizio venerdì 11 ottobre con lo spettacolo Azzercar Fortuna della compagnia teatrale Fuori di Quinta e che si sono concluse domenica 13 ottobre con la Santa Messa e la deposizione della corona al monumento dei caduti sul lavoro e in emigrazione. Il corteo con il gonfalone dell'ABM, i labari dei comuni di Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Cesio Maggiore e Sospirolo, i gagliardetti delle famiglie ex emigranti, degli alpini, dei donatori di sangue e dei carabinieri, da Piazza Maggiore è proseguito verso la chiesa parrocchiale per la Santa Messa celebrata da Don Gianni Trevisan. Siamo qui per ricordare e ringraziare i nostri emigranti per quello che hanno fatto anche al loro rientro. La famiglia Montepizzocco ne è un valido esempio. Dopo la lettura della preghiera dell'emigrante e un pensiero alle vittime della tragedia di Lampedusa, il corteo con la corona si è spostato verso il monumento dedicato alle vittime sul lavoro in emigrazione. Marco Perotte, presidente della famiglia Montepizzocco, ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori e chi lo ha preceduto, sottolineando come sia importante mantenere viva la memoria dell'emigrazione. Gli ha fatto seguito il presidente ABM Oscar De Bona. Non dobbiamo dimenticare il ruolo delle nostre famiglie e quanto fanno per tutti noi con il proprio volontariato. Gli emigranti, con le proprie rimesse, hanno dato slancio al benessere della provincia di Belluno e reso onore all'estero ai bellunesi. Grazie davvero per quello che fate. Parole di ringraziamento anche da parte del sindaco di Santa Giustina Ennio Vigne. La Montepizzocco è una realtà solida nel nostro comune e sono certo che i nostri emigranti possono dare ancora molto anche alle nuove generazioni. La memoria non deve essere cancellata ma preservata. Anche il senatore Giovanni Picco gli ha portato il suo saluto. A Roma voglio dare voce alle vostre problematiche e ai vostri bisogni. Siete figure importanti e gli italiani nel mondo devono essere supportati dalle istituzioni. Da parte mia troverete sempre le porte aperte. Una commemorazione semplice ma significativa che ha reso onore e portato alti quegli ideali che i nostri emigranti hanno nel loro cuore.